Sicuramente è fondamentale, perché bisogna, attraverso la pianificazione si riesce a programmare bene e a quantificare effettivamente quali sono le risorse necessarie per poter integrare le proprie esigenze pensionistiche, cioè il proprio tenore di vita in pensione. Quindi non solo va ben individuato qual è il tenore di vita da proteggere, ma soprattutto le risorse, bene ottimizzare e valutare bene la componente di pensione pubblica e capire qual è effettivamente il contributo a netto di costi, tasse e soprattutto la redditività effettiva che ci possono dare i fondi pensione, e quindi la quantificazione effettiva dei soldi necessari per poter integrare appunto questo tenore di vita desiderato. Appena si inizia a parlare di pianificazione, perché la pianificazione è molto sviluppata, la mentalità di pianificare è molto sviluppata nei paesi anglosassoni come gli Stati Uniti, come in Inghilterra, ma è fondamentale iniziare a fare questo perché sta ormai entrando in vigore il metodo contributivo, e a differenza del metodo retributivo in cui c'era una certezza pensionistica e in cui le pensioni erano legate a circa l'80% dell'ultimo reddito, adesso non più, e quindi adesso c'è bisogno di pianificare, quindi diventa una vera e propria esigenza per non avere delle brutte sorprese quando si andrà in pensione.